Pensiamo, per dare qualche numero, che in provincia di Padova sono stati fatti in 4 anni più di 8 milioni e mezzo di tamponi, sono stati identificati quasi 480.000 persone positive e abbiamo fatto 2 milioni e 300.000 vaccini e diciamo una situazione di coinvolgimento di tante figure professionali, come sono state ricordate ieri, 20 febbraio, che è la giornata nazionale del personale sanitario ed è stata istituita dall'anno 2021 proprio per ricordare non solo il personale sanitario ma anche quello sociale, sociosanitario e il volontariato, che insieme hanno fatto un blocco di collaborazione congiunta e determinante per fare tutto quello che ho riassunto prima, i milioni di vaccini, i milioni di tamponi eccetera, e quindi offrire l'assistenza e la prevenzione necessaria per debellare la pandemia.